Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento settimanale di Primus Inter Pares. Come sapete tutti i mercoledì noi ci siamo in rigorosa diretta e questa sera abbiamo ospite il capogruppo del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, Jacopo Berti. Buonasera Jacopo. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come va? Va tutto bene? Benissimo, alla grande, Benissimo, splendida forma. Cioè, la politica fa sì che un ragazzo giovane come lei sia sempre in forma, quindi... Beh, ma insomma, cosa c'è di più bello di poter dare una mano alle persone, essere in prima linea, darsi da fare, insomma è per quello anche perché che si fa la politica. Ma uno ci riesce poi nell'intento di fare tutto quello che ha programmato, di dare una mano alla gente, di far migliorare l'Italia, di far migliorare il territorio? Uno ci deve provare quantomeno fino in fondo, fino all'ultimo, anche perché questo è il motivo per cui, io parlo per me, per la mia esperienza, per cui mi sono messo in politica. Cioè io ho deciso di provare a fare la mia parte, mettere quel mattoncino nel cambiamento. E vedremo quel mattoncino per poi farlo diventare un condominio. Vabbè, abbiamo modo di parlare in questa trasmissione, poi avremo le telefonate da casa, avremo i messaggi e ci sarà Dennis in regia che accoglie tutti voi. Dennis, buonasera. Buonasera Giorgio. Buonasera Giorgio, buonasera al nostro ospite e buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. E proprio i telespettatori ricordo che possono interagire con noi chiamandoci allo 049 80 777 53 o mandandoci un sms al 345 334 1171 e l'altro canale è ovviamente la nostra pagina Facebook iReporter nella quale potete mandarci un messaggio privato oppure commentare il post che vedete fissato in alto. Ovviamente cercheremo di accontentare tutti in modo tale che Jacopo Berti vi risponda alle domande che voi porrete tramite messaggio oppure tramite telefonato, come ha appena detto il nostro Dennis Marà. Facciamo così, andiamo a conoscere Jacopo Berti, cosa dice? Volentieri, proviamo. Se è un bravo ragazzo, non è un bravo ragazzo, facciamo così, andiamo a conoscerlo, vediamo. Jacopo Berti, 33 anni di età, è nato a Padova, città dove risiede nella centrale piazza di Prato della Valle. Dopo la maturità scientifica ha proseguito gli studi all'università conseguendo la laurea in giurisprudenza. È un grande appassionato di sport, tifoso del calcio Padova, una buona parte del cuore però è in montagna come appassionato alpinista e sulle piste da sci con anni di attività agonistica sulla neve, diventando poi anche maestro di sci. Nella vita professionale nel 2012 è stato il fondatore di una start-up per la gestione dei diritti media sportivi. Nel 2013 è cofondatore di una società che opera in supporto alle aziende nel campo della business intelligence, digital export e soluzione di vendita omnicanale, con l'obiettivo di permettere alle piccole e medie imprese di aprire nuovi canali di distribuzione e vendita online, occupandosi in particolare della gestione commerciale, dello sviluppo del prodotto e dell'amministrazione societaria. L'interesse e l'impegno politico nel Movimento 5 Stelle inizia nel 2013, organizza e partecipa a serate e gruppi di lavoro, contribuisce alla scoperta di un possibile ammanco da 500 milioni di euro nella fusione di Era Acegas con un'indagine della Corte dei Conti, candidato alle comunali del 2014, prende parte poi alle elezioni regionali del 2015 in Veneto come candidato presidente per il Movimento 5 Stelle, piazzandosi al terzo posto dopo Luca Zaia e Alessandra Moretti. Jacopo Berti ottiene l'11,82% delle preferenze, viene eletto consigliere regionale con 7.897 voti nella circoscrizione di Padova. A Palazzo Ferrofini è vicepresidente della Commissione Sanità e componente della prima commissione. Tra le priorità del programma il taglio ai costi della politica, dagli stipendi ai vitalizi, questi ultimi vanno eliminati, favorevole al federalismo differenziato e agli investimenti su ristrutturazioni, sul recupero energetico e nella bioedilizia. Jacopo Berti vuole il vincolo di mandato. Se qualcuno in corso d'opera cambia idea, deve ritirarsi e lasciare il posto a un altro. Tutto giusto Jacopo, la scheda? Tutto giusto e tra l'altro ho visto avevo molti capelli, i capelli molto più neri, già pochi la anni politica, fa. La politica fa i pensieri, dicono, poi facciano, oppure l'età, ma lei è giovane quindi non c'è di questo problema. Da poco è iniziato nella politica, come è nato l'amore nei confronti della politica e l'amore nei confronti del Movimento 5 Stelle? Da 2 anni e mezzo, nel 2013 mi sembra, dunque 3 anni, mettiamo così più o meno. Allora, nasce tutto da questo. Io a un certo punto avevo deciso di andare all'estero, avevo deciso di iniziare un'attività lavorativa fuori dall'Italia. E poi ci ho pensato un attimo, proprio ragionando una sera, bevendo una birra con un mio amico, mi sono fermato e ho detto, ma caspita, ma sono qui che mi lamento, che non vanno le cose, non vanno niente, non va bene niente, che me ne voglio andare, eccetera, ma io cosa ho fatto per provare a mettere a posto le cose? Cioè io, cosa ho fatto io in prima persona per provare a sistemare
tutto quello per cui mi lamento. Allora ho detto, facciamo una cosa, io mi do un tempo, mi do un tot di anni e vedo se sono in grado anch'io di riuscire a fare quel passetto, quel pezzettino, per riuscire a dare una mano a mettere a posto la situazione. Allora sono arrivato a Padova, mi sono interessato, era il momento, era il 2012, era il momento della cessione dell'inceneritore di Padova, quando è stato venduto l'inceneritore di Padova. Certo. E lì ho iniziato, io non sapevo nemmeno ci fosse un inceneritore di questa grandezza, di questa importanza, proprio nel cuore della città. Mi sono interessato alla questione, ho conosciuto il Movimento 5 Stelle che già seguivo, avevo seguito già dal 2006, quando c'erano i primi V-Day, quindi sono sempre stato simpatizzante, leggevo il blog, ma non l'avevo mai fatto in prima persona. Fatto questo invece a Padova ho conosciuto i ragazzi, un gruppo strepitoso. Per chi ha votato la prima volta che è andato a votare? Se lo ricorda, perché... Guardi, io le racconto questa, però non vorrei sembrare matto, però. Io sono andato, l'ultima volta sono andato a votare e non ho votato Movimento 5 Stelle, sono andato a votare per senso civico, ma ho fatto scheda nulla, perché non mi sentivo rappresentato da nessuno. Allora ho detto, il mio dovere è di andare a votare. Però ho fatto una grande X, grande come tutto il foglio, perché ho detto nessuno di voi nella scheda mi rappresenta. Ero un ragazzo giovane, avevo 20 anni, insomma circa 20 anni, e quello era il mio sentimento. Nel Movimento 5 Stelle ho trovato, prima di tutto, proposta. Cioè ho visto una visione del mondo dove io ho detto, caspita, ma questo è il mondo dove io voglio vivere. Non ha visto, Jacopo, a quel periodo contestazione anche, cioè sai che nella politica poi è facile mettersi dall'altra parte e criticare, contestare, poi quando è ora di fare che diventa tutto più difficile. Non ha visto questo mettendosi, e ovviamente nel ragionamento che ha fatto, dicendo non va bene nulla, io cosa ho fatto, insomma, cambiare un po' l'Italia e il paese dell'Italia? Per costruire qualcosa di bello, per costruire l'Italia che ci piace, il Veneto che ci piace, la Padova che ci piace, è ovvio che prima bisogna fare la piazza pulita, ma come per costruire una casa nuova, prima bisogna pulire il terreno dai cocci per poi riuscire a costruire bene, ripartire dalle fondamenta. Quindi sicuramente c'è una parte che deve essere una parte, chiamiamola distruttiva, ma per dare modo avere una grandissima parte costruttiva. Il Movimento 5 Stelle a me ha rapito al 110% proprio per questo, perché ha una visione. Quando noi parliamo... uso l'esempio dell'inceneritore. Non è che uno dice, chiudete l'inceneritore, fine. Ma chiudere l'inceneritore serve per creare un mondo dove non ci siano i rifiuti. Ma non lo dico io. Oggi c'era un video bellissimo del World Economic Forum, quindi insomma, certo, direi un ente internazionale riconosciuto, che parlava proprio come nel 2050 non ci debbano più essere rifiuti e proponeva tutta una serie di progetti. Allora, quella è la direzione verso cui noi dobbiamo guardare. Lei è molto vicino nei suoi ragionamenti nei confronti dell'inquinamento delle città, poi recentemente ha detto che il Veneto è una delle regioni più inquinate, quindi purtroppo... poi ne parleremo. E quindi da lì ha deciso di votare per il Movimento 5 Stelle. Certo. E Grillo quanto ha influito nella scelta? Beppe è una potenza della natura, perché insomma, a parte che è un piacere vederlo, sentirlo, conoscerlo, perché è una persona, al di là di come vogliono farlo apparire, ovvero un urlatore, è esattamente il contrario, è una persona calmissima, tranquillissima, molto affabile, con cui è un piacere parlare. E poi quando lo si sente anche parlare dal vivo, spesse volte mi è capitato di aver portato qualcuno a qualche serata, a qualche spettacolo, e uscendo mi dicevano, ma caspita, ma noi non ce l'aspettavamo che fosse così conciliante, così invece gentile anche nei toni, perché purtroppo spesso passa di più una frase, una parola detta in un certo tono, piuttosto che invece tutto il discorso nella sua completezza. Jacopo, prima di iniziare, il Movimento 5 Stelle è un movimento o possiamo già iniziare a definirlo un partito? Il Movimento 5 Stelle è assolutamente un movimento, ma questo lo dico proprio a scanso di equivoci prima di tutti. Perché? Un partito, per sua stessa definizione, è un'associazione piramidale, ovvero che prevede un leader e in maniera piramidale una base. Il movimento invece non ha assolutamente questo. Il leader c'è, guardi, io capisco che uno che da fuori non lo conosce e non capisce perché non conosce, non tasta con mano. Il movimento è veramente l'opportunità per chiunque ci sta guardando a casa, che abbia voglia e si riconosca nei valori del movimento di potersi candidare, di poter fare attività, di poter essere un portavoce e di portare le proprie richieste all'interno delle istituzioni. È veramente così. Non esiste
Tu quanti anni hai fatto nella circoscrizione? Allora devi fare il consiglio di quartiere, il consiglio provinciale, però non esiste un questo. leader c'è, Grillo è un leader, insomma, del partito, c'è. Un giorno quando non ci sarà più lui, io non so cosa succederà. Però quello al che voglio momento, dire, insomma, è stato un momento di lutto grandissimo quando è venuto a mancare Gianroberto Casaleggio. Certo. E lui era veramente uno dei due pivot su cui si reggeva il movimento. Però stiamo andando avanti lo stesso, nonostante l'importanza enorme della sua persona. Quindi questo per però dire Casaleggio, mi scusi Jacopo, Casaleggio era in seconda, era diciamo nascosto dietro le quinte, anche se era magari lui l'ideatore di tante iniziative. E Grillo è davanti al pubblico, si mette lui in prima persona e la gente conosce sicuramente lui. Se facciamo un sondaggio, se facevamo un sondaggio tempo addietro, chi è Grillo e chi è Casaleggio, sicuramente i risultati sarebbero a vantaggio del genovese. Allora io vi porto questo esempio. Qua da noi in Veneto ci sono io, ci sono altri 4 miei colleghi in regione, abbiamo 4 sindaci, abbiamo una decina di parlamentari, abbiamo circa 150 consiglieri comunali e nessuno di questi, mai nessuno, ci metto la mano sul fuoco qua, ha mai ricevuto una telefonata, un'imposizione, un diktat. Non ho detto questo. No. In una situazione verticistica invece è normale, perché le decisioni vengono prese in alto e sono accadute verso il basso. La situazione è esattamente ribaltata. Quando io ho un problema... mi scusi se la interrompo, che non è poi, ma dà l'input. Faccio un esempio su tutti. A Palermo ha detto quelli che hanno messo le firme false devono uscire dal movimento, cioè da Grillo arrivano l'input, espelle all'interno del web, cioè dà l'input, non è che... Beppe fa una cosa, è un garante e ricorda le regole. Noi quelle regole le abbiamo tutti accettate, sottoscritte e firmate. Lui non fa nient'altro che dire, signori, queste sono le regole e la coerenza è anche questa, è rispettare le regole. Io ho accettato delle regole che condivido e che porto avanti. Nel momento in cui qualcuno attorno a me dovesse sbagliare, o io per primo dovessi sbagliare, è giusto e sacrosanto, nella coerenza che vogliamo portare avanti, che la politica si è parecchio dimenticata ultimamente, che queste vengano applicate e quindi Beppe nella sua figura di garante del movimento dice, signori, dura l'ex, sed l'ex, come dicevano gli antichi. E i programmi di Jacopo Berti, futuro cosa vorrà fare nella politica? L'obiettivo di Jacopo Berti? L'obiettivo intanto ce l'abbiamo molto chiaro davanti nei prossimi anni in Regione, c'è una sfida enorme, che è una sfida quella di riportare il Veneto ai suoi livelli. Abbiamo una classe politica che purtroppo oggi ci ha regalato miliardi di euro, dico regalato amaramente, miliardi di euro in infrastrutture buttati letteralmente via. Un disastro abbiamo avuto da questo punto di vista. Parliamo nell'ordine di 10 miliardi di euro buttati all'aria tra il Mose, la Pedemontana Veneta che è costata ad oggi quasi 1 miliardo, mancano quasi altrettanto 2 miliardi. Lei col Mose in regione ha lavorato per verificare la situazione come è messa, insomma, no? Anche in regione purtroppo si è dato da fare, ha ottenuto risultati. La questione è che purtroppo è uscito anche un articolo di Gian Antonio Stella pochi giorni fa, la situazione è drammatica perché continuano ad esserci degli inceppi continui dal punto di vista burocratico, chi doveva pagare non ha pagato e ci troviamo in una situazione di stallo totale con i macchinari che non sono ancora all'opera e una realizzazione che è inferiore al 60%. La Pedemontana Veneta è inferiore al 19%, cioè infrastrutture che servono al territorio e invece diventano purtroppo enormi sprechi di denaro pubblico. Noi abbiamo idea se spendiamo questo denaro speso bene, cioè ci sono i soldi ci sono, possiamo fare delle cose enormi. Dico questo, tutti oggi parlano dell'alta velocità, dei treni, della TAV. Noi diciamo, è ovvio che bisogna spostarsi meglio in maniera più veloce, ma se noi spendiamo 5 miliardi di euro, per 54 chilometri tra Verona e Vicenza, 54 chilometri, 5 miliardi di euro, per realizzare un progetto del 1991, ma non saremo mai competitivi con il resto d'Europa, con la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, il Sud America. Quello è l'obiettivo del Veneto, essere i primi in Italia e in Europa. Perché mi piace Jacopo questo ragionamento, perché tutti lo dicono, poi quando vengono qui poi viene enfatizzato il ragionamento che sta facendo, poi quando vanno al potere non lo fa mai nessuno, perché è la burocrazia che impedisce. Per quale motivo?
Perché in Italia parlano tutti, dicono tutti tutto e di più, però quando è il momento di andare a prendere decisioni certo. e a cominciare a lavorare bene per il popolo, diventa tutto più complicato. Io penso che la cartina tornasole della serietà sia la coerenza. Quando uno è coerente è affidabile, dalle piccole cose alle grandi cose, perché è un modo di fare, un modo di essere. Nel momento in cui, e penso alla Lega Nord, quante volte hanno detto che non sarebbero mai più stati con Berlusconi, non sarebbero mai più stati con Salvini, e Salvini non sarebbe più stato con Berlusconi, la Lega Nord non sarebbe più stato con Berlusconi. Tempi di Bossi ancora. Ma adesso ai tempi di Bitonci, scommettiamo, guardi, se vuole scommettiamo €1, perché siamo, insomma, diciamo formalmente, che anche alla prossima campagna elettorale probabilmente riusciranno a trovare un accordo. E questo fa venire meno la serietà delle proprie parole. Quindi, tornando alla domanda, ma perché tutti parlano e poi nessuno fa? Nel nostro piccolo, noi le cose che abbiamo detto, le abbiamo fatte tutte, piccole o grandi che siano. Però questo costruisce una serietà, una coerenza. Avevamo detto che ci saremmo tagliati gli stipendi, ce li tagliamo, li restituiamo. Non cambia il mondo, lo so anch'io che non cambia le sorti dell'umanità. Lei restituisce lo stipendio? 60% restituiamo del totale. Quindi, cioè a chi lo restituisce? Noi lo restituiamo a un fondo che poi andiamo a devolvere. Faccio l'esempio pratico, 52.000 € sono stati devoluti. Lei per esempio prende 10.000 €, faccio una cifra. No, facciamo cifre esatte. 8.500 € netti, più un consigliere le spese, regionale. più le spese quotidiane. No, tutto compreso. Ah, tutto compreso. Noi restituiamo appunto circa il 65-65%. Ce ne rimangono poco da vivere? No, si vive benissimo lo stesso, sono pasciutello e prende, salute lo stesso. Facciamo così per fare i conti della serva, come si usa, dire 9.000 €, 9.000 il 60% sono 5.400 €, quindi le rimangono 3.500 €, insomma, un po' meno, sono circa dipende poi dalle aliquote tra i vari consiglieri, sono circa dal 2009 perché nel ragionamento che ha fatto, 3.100 io ho visto un 3.000, servizio televisivo che Di Maio a livello nazionale non erano proprio così i conteggi, non li metteva via così il 60%. Quello che volevo dire però è importantissimo, che 52.000 € noi abbiamo detto che li avremmo restituiti e li abbiamo dati alle famiglie colpiti nella riviera, quelli colpiti dal tornado nella riviera del Brenta, certo. Li abbiamo dati direttamente alle famiglie, perché sennò la burocrazia avrebbe fermato. È un piccolo gesto, però fa capire che c'è la volontà e la serietà di portare avanti questo. Quando poi si arriva di fronte alle grandi opere, bisogna avere poche idee molto chiare e realizzabili, farne una alla volta. Perché se io venissi qua e dicessi ho 150 idee per rivoluzionare il Veneto come un calzino, una persona seria mi guarda e mi dice guarda, sei un altro ciarlatano, non puoi fare 150 cose. Se già ne facessi 3 sarebbe una grande cosa. Per quello io dico, poche idee concrete e da portare avanti. Perfetto. Senza portare avanti, allora come abbiamo detto, progetti che sono morti e stracotti, bisogna pensare invece al futuro, ai quasi 100.000 ragazzi che hanno lasciato l'Italia nell'ultimo anno per andare a cercare fortuna all'estero. E non sono persone che dovevano cercare perché avevano fame, ma addirittura erano quelli più formati. E quindi una perdita doppia, tripla, se vogliamo. Si dice mediamente che la formazione di un ragazzo costi... Anche lì però sarebbe da discuterne, Jacopo. Io ho girato il mondo, è vero tutto quello che sta dicendo, però i ragazzi nostri vanno all'estero, io penso e credo e mi auguro che riescano a trovare delle posizioni che siano anche di un certo livello. Poi mi accorgo che vado a Londra, vado a Berlino, vado in giro per il mondo, a Parigi, e vedo che tutti o quasi tutti i nostri ragazzi giovani laureati che sono partiti, li trovi a fare i camerieri, i baristi, i ristoratori, e ti chiedi, bene, perché così imparano la lingua, vedono nuove esperienze, tutto bello, però poi ti accorgi, specialmente per chi vive a Londra e sono in molti, che i genitori da Padova devono mandare i soldi perché lo stipendio che prendono non gli basta per pagare il vitto che fanno a Londra. Quindi... Questo è 2 volte tragico, perché uno preferisce, o è più semplice andare a fare il barista a Londra piuttosto che riuscire a farlo qua, perché viene purtroppo massacrato da burocrazia e tasse e da una difficoltà oggettiva da riuscire a vivere. No, il fatto è che qui magari lo prendono con tutto rispetto quelli che vengono dall'estero, da altri paesi, insomma, cioè il lavoro sembra che quasi sia un trasporto che dall'est arriva fino al nord Europa e quindi
potrebbe essere un segnale politico anche questo, in modo tale che... È assolutamente un segnale politico, è un segnale di un tessuto sociale che oggi sta facendo fatica. Abbiamo fatto un bellissimo evento, nel senso che è stato molto partecipato questo sabato proprio con Luigi Di Maio, abbiamo parlato solo per le PMI, solo per le piccole e medie imprese, gli artigiani e le partite IVA. Caspita, c'è stato un grandissimo ritorno, ma proprio per questo, perché abbiamo parlato di temi concreti. Non siamo andati a raccontare la favoletta dell'orso, siamo andati a dire, signori, queste sono le nostre idee di paese, un paese che riparte dalle piccole e medie imprese e dai piccoli imprenditori e dalle partite IVA. Da lì noi ripartiamo, si parla del 97% delle nostre aziende, quelle sotto i 10 dipendenti. Prima della pubblicità non mi ha detto però il programma, il progetto di Jacopo Berti, perché mentre me lo spiegava poi siamo entrati in questo merito. Cosa vuole diventare? Presidente della regione, sindaco? No, Jacopo Berti vuole fare il suo dovere in regione. Oggi sono capogruppo, sono concentrato su quello, siamo veramente al 110% per portare avanti il nostro programma che abbiamo scritto assieme, è stato scritto addirittura quasi da 1 migliaio di persone, quindi veramente assolutamente condiviso, e sono super focalizzato su quello. Non è bello poi soprattutto oggi avere un ruolo e già fare le cose pensando al ruolo di domani. Intanto iniziamo a far bene le cose far funzionare le cose che ci sono è già tantissimo. Poi lei nella sua pagina Facebook ha 53.000, credo di sbagliare, amici, quindi non sono pochi nelle prossime elezioni regionali, facciamo così. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi rientro, ovviamente inizieremo a parlare di Padova, della città di Padova, in virtù e in vista delle prossime candidature per l'amministrazione di questa città. Rimanete con noi, tra poco.